Ad Agrigento è tutto un po' atipico. Sono atipici i servizi offerti in relazione alle tasse pagate, sono atipiche in sostanza tutte quelle cose che in una normale città dovrebbero essere diritti per i cittadini, mentre ad Agrigento sono grazie donate dall'alto. Così anche questo Natale, forse il più difficile degli ultimi tempi ad Agrigento, si registra un'altra anomalia. Una delle tante. Se addobbare la via Tenea anche a costo di finanziare le luminarie con parte degli stipendi di sindaco e assessori era un'esigenza primaria, lo stesso non si può dire delle vie a sud del centro storico. Passeggiando per le vie Callicratide, Manzoni e Dante, in questo periodo si può notare come l'atmosfera natalizia sia creata solo dai negozianti che espongono i rituali addobbi alle vetrine. Nessuna luminaria pubblica ad illuminare le strade e nessuna tutela per queste vie, che seppur lontane dal salotto buono della città, annoverano molte attività commerciali. Abbiamo raccolto la protesta di alcuni commercianti delle note vie agrigentine, che lamentano lo stato di abbandono di queste vie nonostante le tante promesse preelettorali. Signor Vita, lei commerciante della via Callicratide segnala all'amministrazione comunale e quindi al sindaco Zambuto che anche qui in via Callicratide, in via Manzoni è Natale scrivendo una lettera. Sì, ho segnalato all'amministrazione comunale come esistono due tipi di Agrigento, Agrigento Serie A che è la parte sopra via Tenea, il viale, e Agrigento proprio Serie B che è via Callicratide e via Manzoni. Come potete constatare non c'è neanche una luminaria, un filo di luce. Io non pretendevo luminarie come quelle che ci sono in via Tenea o via Viale, ma magari un filo di luce che magari qua sembrava Natale, perché se voi venite, a parte ora come avete visto non c'è gente che passeggia, non c'è gente che cammina, ma anche la sera poi è molto preciso, e qua è un cimitero, la via Callicratide è diventata un cimitero. Io quando fu campagna elettorale ho detto questo al sindaco, signor sindaco, magari per Natale animiamo un poco questa zona, queste zone del Basso Agrigento. Sì, lo faremo, però come potete vedere non si è fatto nulla. È tutto buio, isolato, sì, ma poi tra l'altro niente, zero. Molto grazie, sì. Noi volevamo mettere qualche filo magari da qui a lì, però uno si deve preoccupare pure se vengono i vigili e ti fanno la multa, perché a questo punto non lo so, e quindi abbiamo evitato. Qualche illuminazione così, nostra, e basta. In via Manzoni siamo abbandonati da tutti. C'è nemmeno atmosfera natalizia, c'è completamente, né persone ci sono in giro e nemmeno c'è un albero, un qualche cosa che richiama il Natale. Quindi in via Manzoni, in via Callicratide e in via Lande cittadini di serie B? Forse di serie C, D, non di serie B. Proprio abbandonati da tutto e da tutti. Lontano dal nostro microfono, un commerciante ci fa sapere che qualche anno fa c'era maggiore spirito natalizio, ma le amministrazioni comunali, tassando il suolo urbano occupato da alberelli ornamentali, hanno consumato anche queste flebili iniziative. Nonostante tutto, i residenti e i commercianti di via Callicratide e dintorni procedono verso il Natale rimediando alla meno peggio a carenze e ristrettezze. Nel frattempo, oggi in città, l'amministrazione comunale ha affisso dei manifesti murari di auguri natalizi.